una questione aici de importo durante la scuola e adesso de importo che sta nell'università di Ulo, però poi non di questione troppo. In noi donjo questa parola a Giovanni Marco Ruggio che veniva l'onco in noi disastro de Dattari con noi questioni io sono dottore e in noi rappresenta da Ulo sta sozio medico giovane medico da Sardegna uno è un beccente però e muove un po' trabalhare appunto questa politica può trabalhare con Susardo in sul mondo degli ospedali degli ospedali de sarà dottori pazienti, insomma, di tutto questo problema che toccano le professioni sanitarie. Grazie Alessandro e grazie per il invito e sul video e buonasera a tutti. Sono bene partecipare, insomma, è bene ragazzetto fatto in nostra con un tema di questo genere. Nel senso che in Medina Susardo fa parte di questo imine che è il principale, la comunicazione sul paziente, l'anamnesi è fondamentale e chi è in Sardegna tiene esperienza di ospedali o del territorio, iscrivi benissimo che medal volta poi scrivere queste cose di verità ha bisogno di un registro che sia del Susardo. Zoccare sa Gianna in una visita domiciliare, entrare per un tenere su permesso e presentarsi, vi assicuro che medal volta avere di più di una Gianna comunicativa, questo è fondamentale. Vediamo che sono dottori in Sardegna sono abbastanza abituati a invitare fino a Susardo in questa relazione con il suo paziente. È vero però che in una fase, che è la fase del utilizzo battoldighi, con la centralizzazione della scuola, dell'ingresso a medicina, dell'ingresso a scuola di specializzazione, forse questo strumento che teniamo si è notato quanto più importante. Quanto a volte mi è capitato che colleghi vengono da altri luoghi, ho fatto un esempio, giusto ieri un collega mi ha detto ma avvisami che hanno visto un corso esatto, quanto non servi di questa relazione sul paziente, quanto mi dia piacere di imparare, sono un collega cristino, che scrive in sloveno e italiano, però che comprende che il valore di questa cosa, e dai utilizzi battoti che ci siamo agattati che v'intrenne poi una legge che ha centralizzato l'ingresso in medicina e specializzazione che questa nota veniva da Pizzo. Ma talvolta avevi difficoltà con comunicazione eccetera. Questo ha garantito, Bonaro, ma talvolta si va da questa entrata in Salmeghina e questa falta di Megos che in questa Sardegna è facile narrare che sa nega la denede sa numero serrato, vos assicuro che questa centralizzazione disentrata in medicina e in specializzazione che conta in questo caso. Sì, poi 120 vostri in Tattari hanno in UE sono stati su 30 e sì, hanno una falta come del 1000 megos in Sardegna e nega pure di questa centralizzazione. In questo si inseriti su chi ha fatto l'assozio che abbiamo fondato. Quando non siamo agattati che centralizzando questo concorso non mancano megos specialisti e lui dimos in DLDO e canto mancano, abbiamo leato la legge di Denisi che del 92 abbiamo cercato una via per l'aggiornare. Immaginate un po' che si prevedeva mancare più di 1000 megos e ne Denisi 350 chi non fa una scuola di specializzazione, non fa una scuola medicina in generale, non potevano lavorare. A questo punto si è proposta che poi è studiato tutto il sistema dell'entrata, non che entrare troppo in tecnico, però una delle opportunità del figli sa appunto su chi non
presentai questa legge 22 del 2008 e esempio delle realtà che riusciano a fare una programmazione ben diversa da quella che si fa in Sardegna. Quale vuol dire essere su modo di dare un'entrata in questa scuola di specializzazione? Si può dire, per esempio, le aree come criterio alternativo, questo è una competenza linguistica che sicuramente ti serviva può travagliare in Sardegna, ma non solo. Resessia in questo modo a superare questa legge bezza che si basava con legge che era figlio di emigrados, era da residentes, era da laureados in scuola o residente degli imbannos, che non serviva più. Come si è centralizzato questa legge, sospingeranno di residenza lo teniamo tutti i che vengono iscritti in scuola di medicina che dura 6 anni e hanno questo non ti serviva. Poi queria cambiare la legge, che noi schimici che le deghe che entrano in Sardegna in scuola di medicina in specializzazione non si cannaiano e si cannano e tutti sono meglio in manco al suo sistema sanitario nostro. Quando hanno proposto questo chi tenia già una precedente, che fu appunto Bolzano con Arrere, è stato interessante la reazione di una parte, ma soprattutto di una parte disintelligenza e di una parte che ha dell'umano e vista, ma soprattutto la manca italiana in Sardegna. Deo, con questa proposta, topene, rettores o totta sindacatos, eccetera, mi è capitato di intendere la rettrice dell'Università di Castello, mi ha mandato che si è usato non figlio una lingua, ma algo inedito dialetto. E tenia ben esposto la carta del luogo si entrava sul rettorato solo. Ha poi inteso una sindacalista del CGL che mi ha mandato in italiano. Scusa se te lo dico, ma mi sembra una stronzata per far guadagnare le scuole di lingua sarda. Ha poi inteso uno progressista in un'era al consiglio regionale che mi ha mandato Deo non la voto questa cosa che penso sa di morire che entrano dai Barcellona si viene la certificazione saligarese può entrare sul luogo del Sossardo insomma è stato divertente a dell'anno questa legge l'hanno ricordata hanno finanziato sicuramente questa borsa però tutto un rivaglio è ancora del fare può convocare sul sistema sanitario nostro e dimenticato che un politico ne debimos abolire su numero serrato della facoltà, che a questo non ha da cambiare nulla, oppure a narrare, insomma, debimos lenare sul meglio se lo sporre torre sul territorio, non sono una cosa come un'ampulla che spostano da un luogo a satero sul meglio, è questa cosa rapidamente, uno medico di medicina generale, se non funziona tutto sul sistema, ad avere sempre più difficoltà a stare in una ida a fare il medico di medicina generale. E ovviamente un ospedale ad avere sempre più problemi in pronto soccorso, se non veste una linea dei medici di medicina generale. E questo è banale. Tanto questo è un esempio dell'applicazione della lingua, che non è solo la relazione, ma pure su impegno e questa dimostrazione che uno che studia in Sardegna lo comprende, lavora in un gente che usa questo importante e gli possiamo dare questa maniera di investire sul sistema sanitario nostro e del segno che era da parlare in Sardegna. Mi era voglio da fare, però questo mi ha fatto piacere per scontare, insomma, grazie.